Siamo con Pierpaolo Pilla, allenatore dei giovanissimi della San Paolo, oggi protagonisti di una bella vittoria contro il Cagliari B, insomma una bella vittoria, ma direi anche una grande prestazione dei ragazzi che, a parte un blackout all'inizio dopo il 3-0, hanno tirato fuori davvero il carattere e mostrando anche un bel calcio. Buongiorno a tutti, saluto tutto il pubblico di internet. Oggi abbiamo disputato un'ottima gara col Cagliari Calcio B, dimostrando di avere carattere anche nei momenti di difficoltà. Ovviamente, come è già stato detto, abbiamo trovato dei momenti di difficoltà soprattutto al primo tempo, dove c'è stato un calo di tensione, dove la squadra ha perso un po' il filo conduttore, però per poi riprenderlo nel momento in cui abbiamo messo forze fresche, abbiamo cercato di vivacizzare il gioco e cercare di metterli in difficoltà, e siamo stati premiati anche cercando di giocare un discreto calcio che a noi piace, non un lancio lungo, un long ball, ma un palla a terra. Ci è servito molto perché è una società... Ecco, appunto la San Paolo è una società che a livello giovanile è cresciuta tantissimo negli ultimi anni, sta facendo davvero ottime cose, insomma il possesso palla è il vostro marchio, e soprattutto il collettivo, che è quello che a volte si trascura nel settore giovanile. Esatto, è proprio quello, stiamo lavorando su questo, ovviamente dobbiamo ancora collaudarci meglio, però ovviamente è un buon inizio, diciamo, si vede già un'impronta, un'idea di questo profilo, perché noi dobbiamo essere una squadra agguerrita ma che sa giocare al gioco del calcio e che sappia dare sempre delle soluzioni intelligenti, con la grinta giusta, con gli attributi giusti e soprattutto dimostrando di avere un collettivo valido che permetta a questi ragazzi anche in futuro di avere un repertorio che possa permettere di toccare anche altre realtà. Certo, ecco mister, scorrendo l'organigramma societario abbiamo visto che comunque lei dispone anche di uno staff tecnico, questo dimostra insomma che cercate di seguire i ragazzi con più istruttori, no? Certo, noi ovviamente ci manca un istruttore che si è sposato, lo dobbiamo dire, perché un po' sentiamo la mancanza in questo momento, però abbiamo uno staff molto valido e agguerrito, persone che ho scelto io grazie anche alla società che mi ha permesso di carta bianca di organizzarmi gli staff, e diciamo che fino a questo momento abbiamo una grossa risposta, persone valide, persone con un bel carattere che sanno trasmettere il positivo ai ragazzi e con dei consigli validi dal punto di vista calcistico. Ecco, che campionato dobbiamo aspettarci questo regionale? È stato eliminato il girone elite, adesso insomma vi ritrovate con il meglio del calcio della zona. Ci fa molto piacere questa cosa, perché si cresce quando si va in competizione. Quando si va in competizione e la partita è tirata fino all'ultimo momento, sicuramente permette al ragazzo anche di crescere come carattere, come personalità, oltre alle sue basi tecniche. Però noi, diciamo la verità, abbiamo il profilo un po' basso, però questa volta ci scopriamo un attimino. Ci piacerebbe puntare per i playoff. Però questo è un discorso che è all'inizio, quindi noi non molleremo mai, fino all'ultimo giorno, fino all'ultima giornata ci vogliamo credere e vogliamo portare questo progetto e dimostrare che la San Paolo inizia anche a livello regionale a farsi valere, esatto. Certo. Benissimo mister, noi la ringraziamo, complimenti ovviamente a lei e alla San Paolo per la partita di oggi, ma anche per il lavoro che state facendo in tutti questi anni, un grande in bocca al lupo per il campionato. Grazie a tutti, arrivederci.